Si torna a parlare di rigassificatore, un progetto che ha sempre diviso le opinioni di due netti schieramenti. Rimpasto nella giunta Martello. Oggi nuova protesta a Roma, chiesto l'intervento dell'Ordine dei giornalisti, presentato esposto in procura. Intercettazione operazione Gomme Lisce, presunti favori a due deputati regionali agrigentini, maxi inchiesta su Girgenti Acque, chiesto il processo per 47 persone. Ieri convegno su Pirandello e la Valle. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura parliamo del rigassificatore di Porto Empedocle. Il progetto sembra risvegliare su di sé diversi interessi, soprattutto alla luce della crisi ucraina. Il servizio di apertura è del nostro direttore Arturo Cantella. Si torna a parlare anche con una certa insistenza di un probabile ripresa del progetto del rigassificatore a Porto Empedocle in questi giorni. D'altronde la crisi energetica dovuta all'attuale momento politico, eventi di guerra che spirano tra la Russia e l'Ucraina, attanagliano l'Italia in una morsa di necessità energetica, come la scelta di nuovi approvvigionamenti energetici, quindi il ricorso a nuovi impianti, fanno sì che l'ipotesi del rigassificatore a Porto Empedocle venga presa in seria considerazione dal Mise a Roma, avallata anche da diversi componenti della politica nazionale. Sentiamo in merito Giovanni Manganella della UIL provinciale di Agrigento che seguì l'evento. Ma in effetti già quando è stato presentato a suo tempo il progetto si parlava di rigassificare 8 miliardi di metri cubi. Tenuto conto che attualmente in Italia si consumano 70 miliardi di metri cubi l'anno, rappresentava un 10% all'incirca di quello che è il fabbisogno normale naturale, che era staccato dal tubo e quindi ci si poteva approvvigionare da più fonti. C'è stata una certa volontà di contrasto che si è appigliata ad ogni e qualsiasi cosa. La realtà è che oggi ci accorgiamo che avremmo avuto di bisogno della presenza di questo e anche di altri 3-4 rigassificatori in Italia per essere autosufficienti. Ripartire con il rigassificatore di Porto Empedocle non è facile, nel senso che nel frattempo immagino che le autorizzazioni sono scadute, però si potrebbero ripristinare visto anche lo stato di emergenza. Certo che per costruire un rigassificatore comunque ci vorranno 2, 3, 4 anni, bisogna riprendere un pochettino tutta la situazione, fare tutte le opere edili e civili necessarie. Bisognava già da allora fare il collegamento da Porto Empedocle alla rete del gas che qua ad Agrigento si trova di Piano Gatta, dove c'è il cimitero. Quindi sono tutte attività che necessitano del tempo necessario, degli strumenti, delle apparecchiature, perché all'epoca erano state opzionate tutte le apparecchiature necessarie alla rigassificazione. Oggi si dovrebbero ritornare a riprendere, però tutto sommato è una questione di buonsenso dotare la nazione di almeno 3-4 rigassificatori, tenuto conto che la transizione energetica comunque avrà bisogno del gas per almeno 10-15 anni. Non è che domani riusciremo a essere autonomi con eolico e fotovoltaico. Insomma, ancora dovremmo dipendere per un numero notevole di anni dal gas principalmente. Quindi potrebbe essere un'ipotesi fattiva, ovviamente, no? Sempre nei limiti e nei tempi necessari, ma potrebbe essere, certo, importante questa scelta. Le notizie che trapelano così, informalmente, fanno capire che c'è un forte interesse a riprendere questa vicenda, anche perché erano stati fatti tutta una serie di studi e si era riusciti ad avere tutte le autorizzazioni necessarie, che poi l'impianto non si è costruito, era stato stoppato
tutto l'iter è un altro paio di maniche, ma si potrebbe riprendere, tutto si può fare. E oggi con le condizioni attuali, con le carenze, le difficoltà che ci sono, insomma, sarebbe anche un modo per dotarsi di un impianto che tutto sommato serve. Primo rimpasto nella giunta di Calogero Martello, sindaco di Porto Empedocle. Il primo cittadino, dopo aver ricevuto una delegazione di Forza Italia, ha sostituito l'attuale assessore ai lavori pubblici Salvatore Bartolotta con l'ex consigliere comunale Giuseppe Iacono, primo dei non eletti alle ultime elezioni amministrative. A Roma si celebra il funerale delle TV locali, editori in protesta al Mise. Le emittenti chiedono anche un intervento all'ordine dei giornalisti per tutelare i tanti posti di lavoro a rischio e gli editori delle 80 emittenti siciliane e più hanno presentato alla Procura di Roma un esposto denuncia per tutelare il diritto all'informazione. Arturo Cantella. Continua la protesta delle TV locali siciliani davanti al Ministero dello Sviluppo Economico. Stamani gli editori di 80 emittenti siciliane escluse dalla transizione del sistema radiotelevisivo verso la nuova tecnologia hanno dato mandato all'avvocato Antonio Ingroia di presentare alla Procura di Roma un esposto denuncia per tutelare il diritto all'informazione. Una rappresentanza oggi è davanti la sede del Ministero per protestare dopo l'incontro online di ieri pomeriggio che non ha portato alcune novità. In collegamento dal Ministero dello Sviluppo Economico erano presenti Marco Bani, portavoce della sottosegretaria Ascani, la dirigente del Mise Eva Spina, il portavoce del presidente della regione siciliana, la giornalista Michela Giuffrida, i rappresentanti di Rai Way, Agicom e Renato Stramondo che rappresentava le emittenti di Confindustria. Nell'incontro il rappresentante delle emittenti locali Sebastiano Roccaro, giornalista ed editore televisivo siciliano, ha sollevato la questione relativa al diritto all'informazione, interruzione di pubblico servizio e la mancata assegnazione di una frequenza di secondo livello sulle zone di Catania e Siracusa, penalizzate da un piano di assegnazione delle frequenze che non tiene conto delle emittenti presenti sul territorio, senza considerare la presunta incostituzionalità del bando, come sottolinea Giuseppe Bianca, altro editore di Video 66 di Siracusa, che afferma come gli editori siciliani chiedono la proroga delle attuali concessioni e la contestuale predisposizione di un nuovo bando da parte dell'Agicom al fine di implementare lo spazio della banda, così da consentire a tutte le emittenti locali siciliane di continuare il loro lavoro di libera informazione. Le emittenti inoltre chiedono un intervento dell'ordine dei giornalisti per tutelare i tanti posti di lavoro a rischio. Confermato il carcere, il Tribunale del Riesame di Palermo ha rigettato il ricorso contro l'ordinanza di custodia cautelare in carcere messa a carico del poliziotto Gaetano Rampello, 57 anni, di Raffadali, arrestato dai carabinieri lo scorso 1 febbraio dopo aver confessato l'omicidio del figlio di 24 anni, Vincenzo Gabriele. Nel ricorso il difensore, l'avvocato Daniela Posante, ha ritenuto che fosse modificata l'ordinanza cautelare escludendo l'aggravante della premeditazione del reato commesso in piazza Progresso a Raffadali, dove al culmine di un alterco il padre ha sparato 14 colpi con la pistola d'ordinanza contro il figlio. Rischiamo di smantellare quello che era l'impianto legislativo voluto da Paolo Borsellino e da Giovanni Falcone per contrastare la criminalità organizzata. Giudici antimafia che combattono veramente la mafia quotidianamente sono giustamente terrorizzati dall'idea che si possa cancellare l'ergastolo stativo, che significherebbe cancellare l'ergastolo tout court. La Corte ci dice che noi dobbiamo risistemare la legge, rivedere la legge, ma il rischio è che dopo 26 anni questi signori che hanno ucciso centinaia di persone, facciamo un esempio, i fratelli Graviano che hanno ucciso Salvatore Borsellino, Falcone, Don Pino Puglisi, tornano a casa tranquilli e beati.
A quasi 2 mesi dalla scadenza dei termini, il Parlamento compie il primo fondamentale passo. La Commissione Giustizia della Camera ha approvato infatti la riforma dell'ergastolo ostativo sollecitata lo scorso maggio dalla Corte Costituzionale con una ordinanza che ha dichiarato illegittima l'attuale norma. La sentenza risale all'aprile scorso e aveva bocciato il divieto di liberazione condizionale dei condannati per reati di mafia e terrorismo che non collaborano con la giustizia. Si tratta soprattutto di mafiosi stragisti irriducibili, come per esempio i fratelli Graviano condannati per le stragi del 93. Per questo motivo la Consulta aveva riconosciuto che l'accoglimento immediato delle questioni rischierebbe di inserirsi in modo inadeguato nell'attuale sistema di contrasto alla criminalità organizzata. Aveva quindi dato un anno di tempo al Parlamento per intervenire, fissando come termine ultimo il 10 maggio prossimo. Entro quella data la norma uscita dalla Commissione deve essere approvata dal Parlamento. Questo è un ottimo risultato, ha detto il presidente della Commissione Mario Perantoni, Movimento 5 Stelle. La Commissione ha approvato la riformulazione di alcuni emendamenti presentati da tutti i gruppi e che prevedevano tutti che fosse il Tribunale di sorveglianza e non il giudice monocratico a decidere sulle richieste di benefici presentate da chi è condannato per reati di mafia e terrorismo. Nelle precedenti sedute sono stati approvati altri emendamenti che definivano le condizioni per cui i condannati per mafia e terrorismo, pur non avendo collaborato con la giustizia, potevano far richiesta di benefici di legge. Secondo la norma approvata, i benefici possono essere concessi ai detenuti e agli internati per i delitti previsti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'articolo 58 ter o dell'articolo 323 bis del Codice Penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Inchiesta sull'asta e i presunti favori chiesti da 2 deputati regionali agrigentini. Vediamo. Emergono nuovi particolari sull'inchiesta Gomme Lisce, coordinata dalla Procura di Palermo e culminata ieri mattina con l'esecuzione da parte della Guardia di Finanza di alcune misure cautelari nei confronti dei vertici dell'azienda siciliana Trasporti, come l'arresto ai domiciliari del direttore generale Ugo Fiduccia. In alcune intercettazioni captate dalla Guardia di Finanza ci sarebbero anche 2 presunte richieste di favori avanzate da altrettanti deputati regionali agrigentini. Si tratta di Riccardo Gallo e del vicepresidente dell'Arso Roberto Di Mauro. Entrambi non sono indagati e non sono mai stati intercettati. Ad essere registrato è stato il vicepresidente dell'AST, Eusebio Dalì. Quest'ultimo avrebbe chiesto al presidente Fiduccia di attivarsi presso le officine del turismo per fare uno stage o un contratto a una donna segnalata dal deputato agrigentino Gallo. Di Mauro invece si sarebbe attivato per sbloccare la situazione di 2 lavoratori interinali di Gela che volevano andare verso Palermo. La risposta è stata: se ne riparla a settembre. Abbiamo spesso convocato in 4ª commissione i vertici dell'AST per verificare la loro azione e il loro piano industriale. Le criticità emerse ci hanno allarmato. A parlare è la presidente della commissione ambiente Giusy Savarino, che continua: abbiamo sempre esercitato un controllo attento sull'AST nei limiti delle nostre funzioni e, come è successo nell'ultima audizione il 28 luglio, segnalato irregolarità alla commissione antimafia affinché approfondisse come nei loro compiti.
Maxi inchiesta su Girgenti Acque, chiesto processo per 47 persone, guai per il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè, il deputato di Italia Viva Francesco Scoma e per l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede. Vediamo. La Procura di Agrigento ha chiesto al GIP del Tribunale della Città dei Templi il rinvio a giudizio di 47 persone finite al centro dell'inchiesta Waterloo su Girgenti Acque, il colosso riconducibile all'imprenditore Marco Campione che ha gestito per anni il servizio idrico in provincia di Agrigento. Il pool di magistrati coordinati dal procuratore Luigi Patronaggio e dall'aggiunto Salvatore Velle e composto dai sostituti Paola Vetro, Sara Varazzi e Antonella Pandolfi ha messo un punto fermo su un'attività di indagine durata oltre 4 anni e culminata il 23 giugno scorso con l'emissione del fermo a carico di 8 componenti del disciolto Consiglio di amministrazione e dirigenti di Girgenti Acque. Provvedimento che non ha superato il vaglio del Tribunale del riesame, che ha scarcerato tutti gli indagati. Nella lista figurano tutti i membri direttivi di Girgenti Acque con Marco Campione in testa, tranne la dirigente Marisa Macaluso, che dopo un interrogatorio ha convinto i pubblici ministeri. Poi imprenditori, professionisti, politici di rilievo nazionale, giornalisti e funzionari pubblici con responsabilità di vertice, manager Delotti e Torch SPA appartenenti alle forze dell'ordine. E c'è anche il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e il deputato di Italia Viva Francesco Scoma per l'ipotesi di reato di contributi elettorali irregolari, ma anche l'ex prefetto di Agrigento Nicola Diomede e il presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato Giovanni Pitruzzella. Le accuse a vario titolo sono associazione a delinquere finalizzata a commissione di delitti contro la pubblica amministrazione, corruzione, frode in pubbliche forniture, furto, ricettazione, reati tributari, societari e in materia ambientale. Contestualmente la Procura ha depositato una richiesta di archiviazione riguardante una sessantina di persone inizialmente indagate. Incidente sul lavoro nella zona alta di Monserrato, frazione di Agrigento. Un operaio che stava lavorando alla manutenzione della linea telefonica è precipitato da un palo. Alcuni colleghi hanno prestato le prime cure all'operaio e contestualmente sono stati avvertiti i soccorsi, ma si è reso necessario l'arrivo dell'Evi Soccorso atterrato nella piazza di Monserrato, che ha trasferito il ferito all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta. Sul posto i carabinieri del nucleo radiomobile che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Al via con i lavori di ristrutturazione del porticciolo di San Leone ad Agrigento. La durata prevista è di 6 mesi. Arturo Cantella. Su questa iniziativa finalmente si darà un look più bello, più signorile all'attuale porticciolo qui a San Leone. Sì, oggi ci troviamo qui al porticciolo di San Leone, c'è la consegna dei lavori. Questo è sempre stato un mio pallino, è una mia volontà e caparbiamente sono arrivato già in direttore all'arrivo. Devo ringraziare il Genio Civile nella persona del dirigente, l'architetto Rino Lamendolo, perché è stato lui il progettista, lui l'ideatore, nel giro di pochissimi giorni è riuscito proprio a mettere su un progetto esecutivo. Poi ringrazio anche il presidente Musumeci e l'assessore Falcone delle infrastrutture, che hanno avuto un occhio di riguardo per la nostra Agrigento, hanno seguito assieme a me questo progetto, il decreto di finanziamento. Io sono andato tantissime volte in questo anno a Palermo proprio a seguire personalmente l'iter di questi lavori e finalmente oggi, dopo un anno di intenso lavoro, di proficuo lavoro anche amministrativo, e chi conosce anche i tempi della burocrazia lo può capire. E finalmente oggi quindi siamo arrivati alla consegna lavori che inizieranno il 1° di marzo. Avranno la durata di 180 giorni, purtroppo andremo a finire è stata inoltrata, però si darà anche la possibilità ai fruitori del mare e anche ai fruitori dei pontili con le loro barche di poter avere garantita la stagione balneare. Sono interventi per riparare il porticciolo danneggiato dalle mareggiate degli ultimi anni, quindi la riparazione del muro paraonde, del molo di ponente, la scogliera a protezione del molo di ponente, ma poi ci sono anche lavori di restyling del porticciolo, come la sostituzione della pavimentazione, la sostituzione delle ringhiere danneggiate, degli arredi urbani che unitamente alla illuminazione del molo di ponente, che sarà particolare, trasformeranno proprio questa parte del porticciolo, quindi molo di ponente e anche la piazzale nord, in un vero e proprio belvedere
dove i cittadini potranno passeggiare, quindi apprezzare la veduta sul porto e fruire anche dei servizi, dei chioschi bar della zona. Quindi diciamo che è un lavoro di riparazione ma anche di restyling. È ovvio che bisognerebbe anche un intervento di completamento per il dragaggio del porto, ma questi diciamo, sono lavori che si faranno in un secondo momento con un altro finanziamento. Ricordiamo l'importo dei lavori? Sono 1.300.000 euro complessivi, quindi i lavori verranno svolti in 2 o 3 mesi, quindi ci sarebbe la possibilità, se si parte subito come si sta partendo, di rendere il porto fruibile già da quest'estate. Un intervento diciamo, che dipende anche dal demanio, no? Dipende dal demanio, nel senso che siamo in un'area che è demaniale, è demanio marittimo, per cui ovviamente siamo interessati ai lavori in questo senso. Finalmente oggi avremo questa consegna e speriamo entro i primi di marzo, sembrerebbe che possano iniziare questi lavori che sono indispensabili per il ripristino non soltanto dell'area dal punto di vista urbano, dal punto di vista della bellezza, ma anche dal punto di vista formale per la funzionalità del porticciolo. Questo belvedere che si viene a creare, la gente potrà passeggiare fino all'estrema estremità. Certamente potrà finalmente passeggiare fino all'estremità, ora impedita perché ci sono stati dei problemi, le mareggiate hanno creato dei problemi rendendo impossibile il passaggio delle persone. Adesso sarà sicuramente tutto più funzionale. Si chiede anche una possibile escavazione dei fondali, sarà possibile nell'ambito della progettualità del Comune? Allora, in questo progetto che oggi su cui vengono consegnati i lavori non è prevista alcuna opera di dragaggio. Abbiamo però su una richiesta specifica fatta dal sindaco posta in essere quello che è un problema di sicurezza delle imbarcazioni in ingresso e in uscita dal porto, segnalandolo ovviamente alla Regione per una richiesta di fondi necessari per le opere di dragaggio. Quindi a oggi abbiamo riscontrato che soprattutto quando c'è bassa marea c'è un problema proprio di sicurezza. Questo problema di sicurezza ovviamente va evidenziato agli enti competenti regionali, perché ricordiamo che il Comune non ha competenze né per quanto riguarda il porto né per quanto riguarda proprio la parte a mare, quindi si può rivolgere solo alla Regione per dare la possibilità e soprattutto per sensibilizzare la Regione da questo punto di vista, e in questo caso l'assessore Falcone e il servizio 8 che poi riguarda proprio l'attività, che con la loro sensibilità hanno già dimostrato un attaccamento alla città e quindi è probabile che si riesca a fare il dragaggio entro l'estate. Noi oggi abbiamo la consegna dei lavori, speriamo di procedere con i tempi giusti e consegnare i lavori entro il tempo previsto. Ecco, riusciranno gli agrigentini a godersi questo nuovo look prima dell'estate? Non credo. Quali sono i tempi previsti? I tempi previsti sono 180 giorni dalla consegna, da oggi. E quindi considerando 180 giorni sicuramente non sarà, però se possiamo fare usufruire le barche, l'utilizzo delle barche, saremo disponibili. Ecco. Alle prossime elezioni amministrative tra maggio e giugno saranno 119 i comuni al voto, 10 in provincia di Agrigento, tra cui Sciacca e Palma di Montechiaro. Le elezioni di primavera in Sicilia saranno un test elettorale di rilievo, perché interessati dal voto saranno oltre 1 milione di cittadini, quindi un quarto della popolazione dell'isola, e poi subito dopo in autunno ci saranno le regionali. Accorpare la data del referendum sulla giustizia con quella in cui si svolgeranno le elezioni amministrative in diverse città d'Italia in primavera, e questo è il contenuto dell'ordine del giorno della Lega al decreto legge mille proroghe. Approvato a larghissima maggioranza dell'Aula della Camera, la richiesta del Carroccio è stata accolta con 372 voti favorevoli, solo in 7 si sono detti contrari. L'ordine del giorno impegna il governo a prevedere che le elezioni amministrative 2022 e referendum sulla giustizia
giustizia si svolgano in un'unica giornata. L'esecutivo si era rimesso all'Aula. Nell'ordine del giorno viene così sottolineato che la possibile coincidenza del periodo in cui dovranno essere tenute le consultazioni elettorali e referendarie dovrebbe portare il governo a scegliere la strada di un accorpamento delle rispettive date in modo tale da facilitare la partecipazione popolare e al contempo semplificare le procedure, contenere costi. Si valuta infatti che un election day per entrambe le consultazioni permetterebbe di risparmiare circa 200 milioni di euro di spese organizzative. Fonti della Lega vanno in pressing sul Ministero dell'Interno, invitando ad optare per una scelta di buon senso. Con referendum e primo turno delle amministrative risparmiamo 200 milioni. Igor Lezzi, capogruppo del Carroccio in Commissione Affari Costituzionali, chiede al Viminale di prenderne atto e di rispettare la decisione. Un'unica tornata elettorale permetterebbe di far risparmiare ai cittadini un botto di soldi, di spese organizzative e favorirebbe la partecipazione popolare a libere votazioni democratiche. Il timore è che i quesiti referendari possano essere considerati troppo tecnici e poco coinvolgenti, con una conseguente scarsa affluenza alle urne. L'obiettivo comunque dell'Election Day non è soltanto quello di risparmiare dal punto di vista economico, ma anche di favorire la partecipazione per tentare di arrivare al quorum. Il tema della giustizia comunque resta molto sentito nel paese, dato che la fiducia dei cittadini è progressivamente scemata. La strada dell'Election Day potrebbe però essere asimmetrica alle intenzioni del Ministero dell'Interno, come è scritto da Massimo Malpica su Il Giornale in edicola. Ieri il Viminale potrebbe indicare la giornata del 12 giugno come data utile per la consultazione sui referendum. A quel punto si andrebbe sì ad accorpare con le elezioni amministrative, ma solo al turno di ballottaggio, quando è storicamente evidente che l'affluenza è decisamente inferiore rispetto al primo turno. Ora però il ministro Luciano Lamorgese, prima di adottare una decisione ufficiale, non potrà non considerare il parere chiarissimo espresso dalla Camera senza distinzioni di partito. Sì dunque all'Election Day. 6 milioni di euro per la mobilità studentesca. I dettagli del progetto promosso dalla Regione Sicilia con Francesco Milano. La Regione ha stanziato 6 milioni di euro per rafforzare i processi di internazionalizzazione del sistema di istruzione siciliano, con particolare attenzione al programma Erasmus. L'obiettivo è aprire il sistema di istruzione siciliano al Nord Africa e il Medio Oriente, dando nuove opportunità di mobilità da e verso i paesi del Mediterraneo, come Egitto, Tunisia, Algeria, Giordania e Marocco. L'iniziativa si pone al centro del progetto Study in Sicily, la cooperazione educativa del Mediterraneo, presentato ieri, martedì 22 febbraio, a Palermo. È promosso dall'assessorato all'istruzione, guidato dall'assessore Roberto Lagalla, con il supporto dell'Ende Indire. Si tratta di un recupero della dimensione collaborativa all'interno dell'area mediterranea ed euromediterranea, con il coinvolgimento di 5 paesi della sponda sud del Mediterraneo e del vicino Oriente, Marocco, Algeria, Tunisia, Giordania ed Egitto. E con questi paesi, grazie al finanziamento della Regione Siciliana, sono stati attivati ulteriori scambi accademici e collaborazioni scolastiche tali da poter favorire una nuova e più matura sensibilità internazionale, moltiplicando le occasioni di scambio, l'esercizio linguistico e la conoscenza delle rispettive culture nella dimensione prospettica della pace e della tolleranza nel Mediterraneo. Blocchi degli autotrasportatori. L'assessore Falcone chiede di sospendere le proteste. Il governo Musumeci dice, condividendo le ragioni della protesta, ha chiesto al governo Draghi di intervenire. Vediamo. Da qualche momento si è concluso l'incontro al Ministero delle Infrastrutture, laddove abbiamo posto l'avvertenza degli autotrasportatori in Sicilia, che rischia di causare ingenti danni alla popolazione e al comparto produttivo. Abbiamo avanzato 3 richieste. La prima, di aumentare il credito d'imposta sul carburante. La seconda, un indennizzo per l'aumento dei costi di autotrasporto sulle autostrade del mare, i cui costi sono aumentati appunto di oltre il 30%. E la terza è la estensione delle ore di guida per gli autisti che dalla Sicilia devono arrivare nel resto d'Italia e devono percorrere
lo stretto di Messina. Sono queste 3 richieste che abbiamo avanzato come governo della regione per trovare una soluzione agli annosi problemi dell'autotrasporto siciliano, che mai come oggi sta scontando dei disagi, ma anche una penalizzazione che rischia di ribaltarsi sull'intero sistema produttivo. Se da un lato però il governo Musumeci oggi ha avanzato queste richieste, dall'altro lato lo stesso governo chiede agli autotrasportatori un senso di responsabilità. Ecco perché chiediamo al mondo dell'autotrasporto di bloccare questa protesta e di vederci domani alle ore 10 al Palazzo della Regione per poterci confrontare serenamente e trovare soluzioni, così come abbiamo fatto qualche mese fa quando il governo della Regione ha stanziato 10 milioni di euro per abbattere del 20% il costo di traghettamento sullo stretto di Messina. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Marito e moglie vanno a fare una passeggiata in zona Fiumenaro e al ritorno trovano l'auto, una Peugeot, con il vetro rotto. Qualcuno si è impossessato di una borsa e di un borsello lasciati all'interno dell'abitacolo. All'interno degli accessori c'erano soldi per alcune decine di euro, tutti i loro documenti ed effetti personali. L'impiegato, 63enne proprietario dell'utilitaria, ha denunciato il danneggiamento e il furto alla polizia. Anche le navi delle ONG devono rispettare le leggi e possono subire ispezioni e provvedimenti di fermo, anche perché possono rappresentare in determinate circostanze un pericolo per le persone, le cose o l'ambiente. È servito un parere dell'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE per affermarlo. In particolare, la Corte è stata investita di un caso avvenuto in Italia e riguardante la Sea-Watch, quella tra gli altri di Carola Rackete. Nell'estate del 2020 le capitanerie di Porto di Palermo e Porto Empedocle ispezionarono le navi Sea-Watch 3 e 4. Nel suo parere l'Avvocato Generale Athanasios Rantos ha sottolineato che le ispezioni delle capitanerie, che rispondono al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rivelarono una serie di carenze tecniche e operative, alcune delle quali comportavano un rischio manifesto per la sicurezza, la salute o l'ambiente, ragion per cui le 2 capitanerie disposero il fermo delle imbarcazioni. Sea-Watch fece ricorso al TAR, il quale ha interrogato la Corte anche per chiarire la portata dei poteri dello Stato di approdo. Per l'Avvocato Generale della Corte UE, tra l'altro, una ispezione supplementare da parte dello Stato di approdo, l'Italia in questo caso, può essere giustificata dal fatto che una nave che trasporta sistematicamente un numero di persone superiore al numero massimo trasportabile in base ai suoi certificati può rappresentare in determinate circostanze un pericolo serio, soprattutto per le persone. Dunque, ha avvertito l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia UE nel suo parere, non vincolante per i giudici, il semplice fatto che una nave come quella della ONG Sea-Watch sia sistematicamente impegnata nel salvare persone in mare non la esonera dall'obbligo di rispettare le norme del diritto internazionale e del diritto comunitario e non le impedisce di essere colpita, pertanto, da provvedimenti di fermo. Secondo ancora l'Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea, anche le navi delle ONG che svolgono più o meno consapevolmente servizio di taxi del mare, fiancheggiando di fatto gli scafisti, sono soggette ai controlli dello Stato di approdo. Finalmente, come sempre detto, Fratelli d'Italia si riafferma il diritto sovrano degli Stati al controllo delle zone marittime di pertinenza, alla difesa dei confini, della sicurezza, della legalità. Così ha infatti commentato il deputato Andrea Del Mastro, sottolineando ancora che finalmente si ripristina la legalità. Il governo, ha ancora aggiunto Del Mastro, ne prenderà atto, difenderà sovranità, legalità e confini del Mediterraneo, fingerà di non sapere per tenere unita la sua dilaniata maggioranza a detrimento degli interessi dell'Italia? È il momento che le forze di centrodestra al governo, ha concluso ancora l'esponente di Fratelli d'Italia, battano un colpo e diano un segno di vita. Noi, come sempre, per la difesa dei confini ci siamo. Convegno ieri ad Agrigento su Pirandello e la Valle. Il nostro direttore Arturo Cantella. Un importante convegno dove si discute di Pirandello e delle sue origini e nel rapporto con la Valle dei Templi. Sì.
Allora, Pirandello, a una domanda fatta da un giornalista greco che chiede al nostro concittadino se fosse andato in Grecia, risponde: non ne ho bisogno, io vivo in una città che è costruita che è la vecchia Kragas. E in uno dei suoi scritti, Sei personaggi in cerca d'autore, nella prefazione proprio Pirandello parla del rapporto tra il paesaggio, che può essere archeologico e non solo, e le vicende narrate. Io sono convinta che, come nel film la colonna musicale è importante quanto la trama del film, la stessa cosa avviene per Pirandello con il paesaggio, soprattutto nelle novelle. Io ricordo chiaramente Il Capretto Nero, Lo Scialle Nero, in cui la protagonista Eleonora, scendendo ai templi, si siede su un solito masso, ma si fa buio, spunta la luna e lei quasi piange, quindi ci richiama un po' Giacomo a scoprire la luna. La luna appare spesso nell'opera di Pirandello e alla fine Pirandello usa la L maiuscola come se della luna, come se fosse una donna. E fino al 1959 i contadini continuano a lavorare la terra nella Valle dei Templi. Vedete, ci sono diciamo questa bellissima fotografia di un maestro della fotografia che era il Faumat. E anche noi come archeologi ci siamo occupati, sempre con questo progetto della Valle dopo gli antichi, ci siamo preoccupati di capire meglio certe evidenze, diciamo, un po' misteriose, certe strutture che sono nella Valle dei Templi e di cui diciamo non si è mai occupato nessuno. Ci troviamo a pochi metri, come vedete, dal Tempio di Giunone. Qui esiste una struttura particolare che è quella di un palmetto, cioè un luogo dove veniva pigiata l'uva in questa vasca, è scavato nella pietra, qui veniva pigiata l'uva e il mosto poi colava attraverso questa piccola tubatura nella vasca, diciamo, nella vasca successiva. Degrado in pieno centro ad Agrigento, la parola ai cittadini, vediamo. Calenata Anna Franca, è una vergogna nel 2022 ancora vedere queste cose, cioè siamo forse nel Biafra, mascherine, ecco, avvicinati per favore, mascherine, sacchetti di spazzatura, erbacce, cioè dico siamo nel 2022, queste cose non si possono più accettare, cioè ma questo comune che cosa ha fatto fino ad oggi per risolvere questi problemi? Erbacce, pacchi di sigarette, spazzatura, mascherine, la mascherina mi è fermata, mascherine, cioè dico non sappiamo nemmeno che questa mascherina è come si dice? Come si dice? Contaminata di Covid-19 e noi ce l'abbiamo qua, dico, ma veramente. Io dico che nemmeno nel Biafra hanno queste situazioni. Qualcuno ci fa pure la cacca ogni tanto, no? Pannolone. Cioè, ma dico, picciotto, ma dico, stiamo scherzando. Cioè, veramente. No, stiamo vivendo. A parte il pericolo che qua manca un pezzo di corpo. Cioè, dico, un pezzo di marmo, dico, ma. No, a pensare che hanno pulito poco tempo fa, una settimana fa, diciamo. Hanno pulito il piazzale perché si pigliano i soldi del parcheggio. Questo ci interessa. Ma dimmi una cosa, gli hanno dato un nome dedicato a una persona che è stata vittima Anna Franca, veramente delle foibe, giusto o no? E quindi che cosa hanno concluso? Cioè dico, scusami, questo è un vero scempio, anzi gliela devono levare questa attenzione dedicata a Anna Franca, ci hanno a mettere che ci possono mettere questa salita qua, è una vergogna, cioè, veramente. Guarda, vaschette di materiale. Sì, perché questo naturalmente, questa vaschetta diciamo viene da, è chiaro che da dove viene, no? Di materiale di persone che mangiano. Quindi della mensa di solidarietà, questo sì. Perché se ne trova spesso qua, mi sembra che c'è altra roba, cioè, qua. Scusano, che noi mettiamo questi vasi, queste piante e poi
è inaccessibile. Che cosa abbiamo concluso? Non abbiamo concluso niente. Che qua è uno sbocco molto importante, si collega la via Gioene con la via Imera, con autobus, ma scusami, ma Piazzale Rossetti. Come si fa a accettare, guarda una bottiglia di pace, cioè come si fa a accettare una cosa del genere, ragazzi? È proprio il dissenso di tutte cose. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.